Oh, siamo in live, siamo in live. Ciao a tutti ragazzi, siamo in live. Nella tipica live. Ok. Inizia la seconda stagione. Ciao Davide Frigiero. Ciao caro. Un attimo con le operazioni preliminari. Ok. Ciao Rocco Barocco, ciao Hurrigan. Adesso arrivo raga, vi saluto per benino. E vediamo oggi, in questa seconda stagione dobbiamo scalare ancora di più le posizioni per cominciare a fare tornei un po' più prestigiosi. Ok, buono. Ecco Piccolo Age, Francesco Ciccio, Crick, Dylan Cordua, Luca Regina. Sto bene, grazie. Allora, cosa devo fare? Non mi ricordo più. Aspettiamo un po' di gente, poi partiamo. Pararara. Ok. Ci siamo, raga, ci siamo. Non vedo l'ora di cominciare questa seconda stagione, che ripeto è fondamentale perché dobbiamo fare lo salto di qualità per fare dei tornei un po' più prestigiosi. Ciao Gabriele Pianese. Qua abbiamo challenge, adesso facciamo Maria, me lo faccio io da solo quando capiterà perché è meglio così. Adesso abbiamo due tornei in cemento a Lille. Insomma, sono tornei che sono in una superficie che faccio un po' più fatica. Ciao Gabriele, sì, l'ho salutato. Questi purtroppo non... no, questi li possiamo anche fare però in realtà, Attenzione. Perché ora a questo punto potrei anche stare un po' sull'argilla così da... cioè sulla terra rossa, così da cercare di fare più punti possibili visto che è la mia, diciamo, specialità. Ciao Manuel, ciao Micro. La prima stagione non è andata male. Se guardiamo la classifica ho chiuso alla posizione numero 550 del mondo con 65 point. E la cosa insomma non è malvagia. Ecco Alice Beck, ecco David Beckham. Grande Gabriele Pianese, me lo godo Pianese. Quindi insomma come cronologia ho fatto nel 2018 una semifinale a Varsavia, sempre in terra rossa, una finale purtroppo a Venezia persa in casa, una semifinale a Vienna sempre in terra rossa e una vittoria a Mosca sempre in terra rossa. Purtroppo nelle altre specialità una merda, nelle specialità, spesso essere solo sci. Nelle altre superfici non bene per il momento. Ciao Italian Dream League Soccer. Quindi questa situazione, insomma. La classifica ha visto finire il numero 1 del mondo Novak Djokovic, secondo Nadal, poi Zverev che è salito molto, Federer è un po' calato e poi via via tutti gli altri. Il primo italiano penso sia il Fogna, Fabio Fognini, 16° del mondo. Ok. Quindi questa diciamo è vediamo allora, impostazioni, qua abbiamo difficoltà pro. Ok, perfetto. Tanti ragazzi si salutano, molto bene, mi piace quando i ragazzi si salutano. Vediamo se ci sarà qualche allenatore o Bianchini o l'altro che non mi ricordo, Furio, una roba del genere. No, Togni, non pensare alle delusioni di amore, pensa che c'è il cume che ti regala amore, ti regala tanto amore. Sì, Gabriele, speriamo, cavolo. Dobbiamo assolutamente fare una gran stagione. Voglio arrivare almeno tra i primi 300. Sarebbe il daydream, sinceramente. Secondo me è possibile. Se sfruttiamo bene la terra rossa, possiamo farcela. Ecco Daniel Andrew Mayweather, il nostro duca. Il nostro grande duca. Eccolo qua, è arrivato a Polemangai, ragazzi. Adesso sono più tranquillo e direi che possiamo partire. Allora, selezione l'evento successivo. A sto punto. Io sul cemento non vado e ce lo speriamo. Allora, la terra rossa ce l'abbiamo a Tunisi,
in Iran, a Teheran, però ho più fatica. A sto punto mm, andiamo a Tunisi. Ok, non posso farlo perché... Ah, eventi non disponibili questi. Ah, perché? Ma scusa, ma sei sempre il... Boh, questa non me la ricordavo sta cosa, nel senso non mi ricordo perché questi non sono disponibili anche se sono tornei Futurist. Vabbè, e allora devono stare a lì, madonna, che coglioni. Eh, Fammi vedere una cosa. Settimana 3, abbiamo anche gli Open d'Australia, abbiamo Zagabria, Terra Rossa. Allora a questo punto eh, mi faccio una formazione, Cominciamo con l'allenamento, sì perché devo andare così, raga. Facciamo il rovescio piatto. Vai. E micro è tornato. Raga, tra poco ho bisogno del vostro supporto perché cominciamo il primo torneo della stagione sulla terra rossa di Zagabria. Povero Tonin, ragazzi, la sua ex ragazza, anche una bella fanciulla l'ha lasciato. Non pensarci, vecchio, all'inizio è sempre dura, poi però piano piano capisci che non vale la pena soffrire per nessuno, specialmente per una ragazza. Io l'ho fatto, poi tra poco il giorno basta. Ciao Matteo Vignali. Spero parente di Valentina Vignali. Oh, Pollonius, è arrivato Paul. Che vuole battere Polema, ma per battere Polema ci vuole tante qualità, tra cui il pene a Bologna. Colpo scorretto perché? Ah, piatto, giusto, che coglionazzo. Vai. Adesso, raga, ho bisogno però del vostro supporto, io ve lo dico. Ma lo so, Tonnino è pronto a rialzarsi, si è rialzato dalla fogna in quell'anno. Si può rialzare tranquillamente anche da una donna. Ok, scusate se comincio con l'allenamento. Non sarebbe male, no, purtroppo. Perché non, cioè, adesso sprecare tornei su superfici dove non sono a mio agio, voglio aspettare ancora un attimo. Vorrei arrivare tra i primi 300, cavolo. So che non è un'impresa semplice, devo superare 200 posizioni, anche più. Ma piano piano ce la facciamo insieme. Ok. Buono. Oggi in realtà non era prevista la live, non era prevista, però ho detto scusa, sono a casa, sono un po' stanchino, a sto punto ci spariamo la live. Anche perché Agi reclama le mie live, Agi senza le mie live non può vivere, lo so. Ok, successo! Perfetto, raga, adesso si parte, Adesso si parte, adesso vi voglio carichi ai massimi, proprio ai massimi storici. Ok. Perfetto, allora, selezionamento successivo. Andiamo sulla terra rossa di Zagabria. Intanto ci sono anche l'Australian Open, che sono ancora un sogno purtroppo. Ok, vai. Vediamo, qua ancora non sappiamo niente. Andiamo contro McMason di San Marino. Vediamo un po' com'è quest'uomo. Beh, siamo più forti nel totale, questa è già una bella notizia. Come caratteristiche, vabbè, sempre resistenza e velocità sono un po' il nostro problema. Presso la velocità la voglio anche aumentare nei prossimi. Questo è 1116 però, Servizio dominiamo noi, dritto vinciamo noi, lui è un po' più forte, no vabbè siamo là, questo dovremmo batterlo abbastanza facilmente teoricamente, però è un derby. Classico cognome di San Marino. Sì. McMason, sì. Ce lo godiamo McMason. Il mitico McMason.
Non lo so perché rendo solo in terra rossa, forse è proprio una mia caratteristica come giocatore reale, nel senso vado meglio con la... ho un tempismo migliore con quel tipo di superficie. Io organizzerei anche qualcosa, però bisogna capire chi c'è, perché senza Agi, Eyman e Api e Dura c'è... il mitico Bianchini, non lo so, è il crollo di Bianchini dopo le papere in campionato. Forse devo sistemare però. Ladies and gentlemen, Ok. welcome to the first round men's match. Please welcome the players as Che they campo take è to the questo? court. Tanto impostazioni. Allora. Solo servizio. Ciao Mario Pop. Hanno cambiato però, non era così. Oh, bello, è diverso. Oppure sono buggati gli sponsor. Non lo so. E si comincia, raga. Contro Mac Mason dovremmo avere vita semplice, teoricamente. Buono. Sì, veramente ottimo lavoro. No, che bava. Sì, non capisco se basta... O magari hanno un po' differenziato i campi, anche quelli diciamo scarsi, non lo so, non lo so. Mamma mia, sto proprio scandaloso, eh. Non mi sembra un fenomeno questo, anche dalle statistiche, però stiamo sempre attenti, anche se la terra rossa è la mia superficie. Ammazza, che bomba. Sta ultima patch l'hanno un po' modificato il gameplay. Hanno fatto una patch proprio che ho scaricato prima di partire. Mi sembra leggermente diverso. Buono. Campo curioso quello di Zagabria. È un blue screen. Buono, buono. Molto bene. Un veneziano beffardo. Sì, può essere anche un bug, non bug, un bug grafico, non lo so, non lo so. Tutto può essere. No, ma sbagliare questo no, però. Che rincoglioni. Mamma mia, che inizio un po' così. Errore inaccettabile, meno male che sbaglia anche lui. Ancora per i servizi uso ancora, diciamo, l'aiutino perché non è proprio semplicissimo sto gioco. Bello, sta palla corta, non troppo. Me la sbaglio. Qua è proprio scandaloso, ragazzi. 15 love. Come poi con il challenge che abbiamo fatto ci siamo, come si dice, migliorati parecchio come statistiche. 30 love. Questo sammarinese non mi sembra niente di eccezionale. Buono Kuma, bravo, bravo. I pallonetti quando arrivano. Adesso ancora non è il momento. Buonissimo. Non arrivano ace. Ma è arrivato veramente un game facile, facile. Questo primo turno a Zagabria. Perché il cielo è sempre più blu. La 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 la. Buono, buono. Mamma mia, questo qua veramente è un bambino speciale. Buono. Proprio non c'è partita con questo. Veramente molto scarso.
Mamma mia ragazzi, Doom, proprio questo non sa giocare. Love 40. Sì, McMason pippotto. Infatti c'è 1116esimo del mondo. Il Cume chiude il primo set in 4 minuti. I tipici 4 minuti cumendiani. Per il momento non arrivano gli ace, ma sappiamo che è un po'... deve carburare per l'ace veneziano. Delizioso come il culo della Binder. 15 love. Sì, Pollonius. Mi sto proprio divertendo con questo, mamma mia. Speriamo Brianzolo, anzi in realtà spererei di vincere tranquillo. Piccolo Brianzolo, però. Buono. 40 love. Dominio atomico. Non c'è storia, McMason è umiliato per il momento. Un veneziano in grandissimo spolvero qui a Zagabria, in questo campo blu. Mamma mia. No, il gioco merita tanto ragazzi, soprattutto per questo sfondo blu. Ciao. Raga, dominio di imbarazzante veramente. McMason di ciao Gervasi. Questo McMason è la cosa più indegna della tennis. McMason fa prima ritirarsi, concordo. Povero McMason. Double fall. Love 13. Ragazzotto curioso questo McMason. Speriamo di vincere a Zagabria, però questo torneo qua non deve... Cioè questa partita qua non deve rilassarci, nel senso la stiamo troppo dominando. Ciao. Poi là, attenzione, Mason si scatena. E il Cume lo infila così. Ciao Terence. Qua ho un po' esagerato. 15 Ogni tanto diamo qualche punto anche a Mason. A McMason. Delizioso, ciao. Serviamo per il match. Non mi sto veramente neanche stancando, Ciao. 15 love. Sì, McMason ha sbagliato sport. Non riesco a buttarli. No. Vabbè, ma. Umiliato Mason, ciao. Prima partita, Luzzi, sì. 30 love. Stiamo umiliando McMason. Ciao. Mamma mia. 40 love. Ciao. Vinciamo con un 3-0, 3-0 in 8 minuti, penso. Game, set, and match. In 7 minuti. Perfetto. Abbiamo massacrato, ragazzi. Massacrato. Adesso però per sicurezza riavvio il gioco, che non sia stato un bug, quello dei colori blu. Sinceramente. Massacrato letteralmente. Adesso abbiamo il gallese Wix. Mamma mia, il gallese Wix. Mamma mia, quanti britannici che ci sono. L'altro però cos'è? Georgia? No, Georgia. No, Irlanda del Nord non credo. Spero una cagata. Beh, o Irlanda del Nord o Georgia, mi sembra, non so. Questo qua è un piccolo dubbio. Qua è veramente un dubbio per il re delle bandiere. Usciamo un attimo. E rientriamo, perché sto blu non lo capisco, sinceramente. No, Ob del gioco. La UB. Ok. Vai. Giorgiano, sì. Vedi, ma il Cume, ragazzi. Il Cume e le bandiere sono una cosa sola, ragazzi. Io conosco anche la bandiera di Eman e di Agi. La bandiera di Eman è un dragone che si inchiappetta un altro dragone. La bandiera di Agi, invece, è un serpente che striscia sulla patata delle donne. Oh. Sì, vengono vestiti di camion dalla prossima Live.
O se no potremmo cambiarle anche insieme a fine live. Potrebbe, ci può stare sta cosa. Potremmo mettere un secondo outfit. Ta-na-na, grande Sidoti, ecco Sidoti, l'uomo dei sogni, il signor Paolotto Sidoti. Carer, dopo facciamo, continua, dopo facciamo un altro outfit. Vorrei farlo in stile Federer, bianco e oro. Ok, siamo contro Wix, siamo contro... Se andiamo in finale qua lo facciamo per la finale. Giochi incontro, vai. Siamo contro un 946esimo del mondo. Nel servizio non granché, nel dritto mamma mia, è più forte nel rovescio, diamogli il dritto a questo allora. A questo gli diamo il dritto. Grande, grande. Siamo contro un gallese, contro i gallesi non è mai semplice perché corrono tutti come Gareth Francis for Coppola Bale. Ai ai ai. Dai, come distrugge anche lui. Gallese, come il portiere. Sento poco Eman e Agi, però li percepisco poco nell'aria. Vediamo, teoricamente in questi tornei qua adesso dovremmo essere comunque favoriti, abbiamo una bella classifica. Però non si sa mai, raga. Ladies and gentlemen, No, il velo rimane, non lo so, allora, forse non ci sono sponsor in queste categorie, non lo so. Ma non sembra un bug grafico, però, non capisco sinceramente. Non lo so, oppure è un bug per il discorso della patch, non mi dà l'idea di bug, non so il perché, boh. Vabbè. Vamos, vamos. Ah, qua scusate, ho dovuto tentare la risposta smorzata. Mai più. Mai più. Regalato un punto al gallese. Al gallese porco. Vai. Subito il come fa bene. 15-all. Non si, no, si vede che forse hanno fatto sta cosa, dai, perché non hanno messo gli sponsor, forse. Siamo comunque in tornei veramente amatoriali. Cioè, no, amatoriali, però. Dopo cambiamo outfit. Outfit bianco e oro, in onore di Roger. Eamon Federer. Bella questa. Mamma mia come stiamo giocando. 15-30. Sento tanto la differenza veramente con le abilità che ho messo. Se più o più non hanno facilitato il gioco, però non mi sembra sinceramente. In caso aumentiamo il livello, però mi sembrerebbe un po' strano. Io direi di aspettare un attimo. Mi sembrano due avversari comunque non forti. Brutta questa. 30-all. Vai, adesso concentrazione sul torneo, ragazzi. Comunque 30 pari. Buono. Ok. 30-40. Cerchiamo subito di breccarlo. Buono, buono, buono. 10. Vediamo se riusciamo a fare il primo ace di giornata. No. Mamma mia. Mamma mia, questo è bello, bello questo, un bel colpo. Bel colpo del gallese. Love 15. Raga, pensiamo a supportare il Comendone in questo momento che comunque siamo al secondo turno del torneo di Zagabria. Quanti errori per Wix. 15-all. Cazzo che risposta. La salvo per miracolo, mamma mia. Grande salvataggio, ciao Terence. 30-15.
Finalmente Ace. 40-15. Ecco Furiola. Ah, cavolo, tu tirarla sicuramente meglio. Ah, ok. Ormai nessuno viene più a rete sapendo la classe del Kuma nei pallonetti. Mi apro il campo. Ciao baby, ciao baby. Game. Per il momento veramente non stiamo per niente faticando, eh. Bellissimo come gliel'ho messa, mamma mia. Love team. Mamma mia ragazzi come stiamo giocando. Dopo non stiamo faticando minimamente, eh. Risposta da campione. Love 30. Si sta capendo poco anche il gallese fino a questo momento. Palla corta bellissima. Prova il... Eccolo qua. Ah, invece addirittura out. Love 40. Dai, non voglio perdere neanche un game, cazzo. Sarebbe bello vincere così. Eh sì, tennis veramente devastante. Siamo comunque a livello pro, che insomma per questo gioco non è proprio un livello semplicissimo. Ottimo. Game and first set. Primo set nei classici 4 minuti comendiani. Bel numero del Kume. Buono, 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 buono. 15 love. Mamma mia, veneziano veramente in grandissimo spolvero. Ah, questa è un po' bruttina. 15 no. Un po' bruttina questa. Ma sti colpi, poi il veneziano da spettacolo a Zagabria. No, out. The server is challenging the ball on the left baseline. The ball was called out. Eh sì. The server has 2 challenges remaining. 15-30. Non sottovalutiamo l'avversario, anche se insomma 30. lo stiamo abbastanza distruggendo, eh? Sì, ha fatto l'aggiornamento proprio pochi minuti prima di cominciare la live. No. 30-40. Veloce Cube. Out, meno male. Deuce. Guardo, come faccio a guardare la... Ma tu ce l'hai il gioco, Furi? Scusa un attimo, perché volevo chiederti anche il discorso di sto blu. Cazzo, stiamo sbagliando adesso, eh? Advantage. Non capisco il blu del campo anche. Che culo. Ragazzi, stiamo rischiando di perdere un game, eh? Game. Ci siamo un po' seduti. No, abbiamo perso in realtà, ma porca puttana, pensavo di essere in vantaggi. Ecco, allora spiegami se il blu del campo è normale o se è un bug. Si è svegliato il gallese e se... come faccio a vedere se ho scaricato anche l'ultima patch. Mamma mia ragazzi, Wix si sta un attimo scatenando, eh. Concentration please. Bello questo. Questo è un bel colpo. 15 no. Quando posso farle così è il mio pane. 15-30. No, non ho scaricato, nessun stadio per il momento, neanche uno. Per quello ti dico. Dai. Yes. E poi volevo chiederti della patch, se l'ho scaricata, come faccio a capirlo e a sto punto anche se hanno diminuito il livello di difficoltà, perché mi sembra che a Pro
Per carità, sono molto più forte come parametri, però sto vincendo comunque facilmente. Grazie. Ok. Ciao. 15 left. 4 opzioni della velocità. Dove si vede? Come difficoltà esordiente. Ma me l'ha cambiata allora? Me l'ha prima, l'abbiamo guardato insieme. Ma che cazzo? Ma che cazzo si spara? Dov'è la velocità? Cazzo è la velocità? Oh, meno male che ho guardato, cazzo. Sì, è diversa questa arena, sì, c'è qualcosa che non va però, eh. Anche sta cosa delle... Ah, in un altro menu, ora dopo lo vediamo. Sì, ma prima era pro, ragazzi, andate indietro nella live e guardate bene la partita precedente. Guardate, andate a vedere un attimo. Ecco, doppio fallo, calma, concentrarci. 50 no. Sì, infatti mi sembrava impossibile proprio così scarsi, però prima la partita precedente l'abbiamo fatta a pro, raga. Finalmente, no, perché mi ero un po' preoccupato. Oh, adesso vediamo un grande gallese. 15-30. No, come nelle opzioni principali, ma dove? Poi non ci sto capendo una mazza. Mi devi spiegare un attimo dov'è sta roba. Mamma mia. Come? 2 doppi falli di seguito. Mamma mia, crisi come indiana. 15-40. Sveglia, grazie. Come un po' in difficoltà adesso. Dai. Il gallese ci prova. Ma questo è il mio campo. Yes. Ciao furgoncino di gelati. 30. Vabbè, dopo guardiamo, dopo guardiamo. Che risposta. Mamma mia, che risposta, ragazzi, di Wix. Game. Ok, Thank grazie. you. Adesso guardiamo se ho scaricato arene, ma non credo. Cioè. Buono. Dai, raga, ho bisogno del vostro supporto. Ho bisogno del vostro supporto, ragazzi, perché Wix è tornato. Cazzo che risposta. Wix è in vantaggio 2-1 al secondo set. Ma che culo. Second serve. Il gallese è tornato. Guarda come gli ho risposto. No, vabbè, che beffa per i Wix. Che beffone per Wix. Quanto l'ho beffato Wix. Quanto godo quando beffo Wix. Buono. Che palla. Love 40. Dai che lo brechiamo. Tanto tu Furi, se vuoi mandarmi qualche consiglio, mandalo. Delizioso. Il gallese chiaramente prova a rimanere in partita, sa che se perde questo game è pericoloso.
Cambio importante questo, il più lungo del match finora. Bravo, bravo Wix, complimenti a Wix. Wix si sta provando. Fuori, fuori, fuori. 2-2. No. No, live su Formula 1 sono impensabili, ragazzi, non ce la faccio proprio. Ragazzi, stiamo continuando con i doppi falli. Mamma mia, forse hanno reso più difficili gli ace, o comunque battere. Bello, bello, bello. Sì, grazie, grazie. Pochi ace finora. No, me l'ha tirata in bocca, me l'ha tirata. Che sbaglio che ho fatto qua. Buono, mi sono aperto forse il campo, potevo premerlo di più. Ecco il mio tiro, di solito il mio colpo. Mamma mia, bella questa gran salvataggio, però si è aperto bene il campo qua Wix. Ah, brutto errore. 15-30. Ci sta provando Wix. Lo so, Crick, lo so, Crick, lo so. Questo è il mio colpo. Yes. 30 over. Giusto, Fury, giusto. No, mamma mia che brutto fallo questo. 30-40. Bellissimo di taglio. Guarda come mi ha risposto. Advantage. Come mi ha risposto, porca miseria. Bello, questo lo soffre. Questo è scarso, cioè, i servizi tagliati li soffre secondo me questo. È una cosa, ma quando uno ha il parametro servizio tagliato, se ce l'ha basso vuol dire che è scarso nel batterlo o anche nel ricevere ace così. Ecco, vaffanculo, questa è la cosa che ti domando. Grazie, Fury. Questo ricordiamoci che è più scarso sul rovescio, quindi diamogli il rovescio. Bella questa. Porca puttana, mi ha breccato. È tornato Wix. È il proprio, ok. Abbiamo fatto un gran game qua, Ho bisogno di supporto, raga. Perché stiamo giocando non benissimo adesso. Tanti errori, tanti errori. Ah, Fury, scusa, un'altra cosa, hanno sistemati o no i challenge che tipo se è buona mi danno lo stesso out? The receiver has one challenge remaining. Quanti errori 15 adesso? love. Beh, se usciamo al secondo turno mi incazzo, cioè. Questa è la seconda stagione, bisogna fare bene. Ma come, ma Cristo! 30-15. No, che tipo c'erano dei challenge tipo che la palla era in e però non mi dava il punto, mi dava come out. Cioè perché? Oh, che rispostona! Meno male. 30 over. Non
non siamo in una posizione meravigliosa, adesso, nel senso stiamo un po' faticando. Buono, questo è un gran colpo. 30-40. Non mollo, Terence. Eccoli, i colpi da maestro del Cume, mamma mia. Non ci credo, l'ho ciccata. Deuce. Come l'ho ciccata male, qua che cazzo di tiro ho fatto? Advantage. Porca puttana, 7 point per Wix, Cristo di Dio. Ma va la cosa mi ha messo, incredibile. Andiamo al terzo set. Sets. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Stiamo buttando via una partita già vinta. Ancora. Raga, calma, adesso il momento non è facile. Buono. 15 on. Ma basta con sti out. 15-30. Quante ne sto sbagliando, raga. Meno male che sto beccando sti ace. 30. Calma. Devono dargli il rovescio perché di dritto comincia a darmi fastidio. Addirittura breakpoint Wix, ragazzi. Ci siamo rimbambiti tutto su un colpo. Con degli errori gratuiti incredibili. No, faccio una fatica incredibile adesso, eh. No, mi ha fregato. M'ha fregato, m'ha fregato. Incredibile. Challenging the pole on the left baseline. The ball was called out. Ragazzi, rischio di perdere al secondo turno al primo torneo della stagione, della seconda stagione. Game. Raga, calma. Level team. Va bene, mister. O secondo mister, come vuoi tu. Dai, cazzo, come on. Left 30. Non capisco queste insegne blu, però. Buono, buono, buono. Come on, baby. Sto gallese non può battere il Kuma, è inaccettabile. Basta, costi out. Receiver challenging the pole on the left far sideline. The ball was Porca called out. miseria. The receiver has one challenge remaining. Ma stai zitta. 15-40. Ciao vecchio, ciao Emanuele. Dai, chiudile, mamma mia che colpo difficile, addosso me l'ha tirata il codardo. Mamma mia, se non mi arrivano i pallonetti è grave però, 30-40. Ti prego, chiudila, grazie. Buono. Meno male, ma fatica adesso, fatica. Fatica per il talentissimo. Ah. Buono, questo è bello, questo è delizioso. Manco male. 15 love.
Questo è un bel colpo. Questo è un colpo discreto. Questo è delizioso, come Heyman. Porca miseria. 15 more. Mamma mia, sto soffrendo adesso, Stiamo soffrendo, la cosa ufficiale. Sul mio servizio non riesco più a vincere. Manco male, cosa ci voleva sto ace? 30 over. Dai, come come sono aperto bene il campo. Bravo, 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 come on. 40-30. Andiamole sul rovescio. Vedi che sul rovescio sbaglia. Game. 2-1, molto bene. È proprio scandaloso nel rovescio rispetto al dritto. No, non può salvarla, grandissimo. 11-15. Ecco, un'altra cosa chiedo a Fury perché ogni tanto vedo sulla maglietta, sulla parte inferiore, come dei puntini bianchi. Cos'è? Un bug grafico? Bello questo. È da sempre che lo vedo. 15 over. Che ci fai caso, proprio sui fianchi in basso della maglia arancione. Non diamogli il dritto. Bellissimo, questo è stato un gran colpo. Che gioco strano. Buono, 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 buono. 15-30. Ciao Edoardo, domani non sono a Venezia, domani se vuoi ci vediamo a Stalingrado. Sono a Stalingrado a vedere una partita. Heyman vs Agi, che sboro, che colpo. 30 over. E dopo nota Fury. Dopo nota, perché il Fury mi gasa il Fury. The server Cos'è? is challenging the call on the right service line. The ball was called out. No, in però, perché... No, The server has 3 challenges remaining. questa devi spiegarmela, che cazzo è successo? Ma la palla era dentro o fuori? A me sembrava fuori. Ma no! 40-30. Ecco. Qui ha rubato, infatti. Ma perché? Perché ci sono sti vaneggi? Era fuori, sì. Vabbè, se perdo la partita per strada mi incazzo, però, Buono. Advantage. Dai, chiudiamola. Mamma mia, che risposta ho chiuso! Come on! Game 7 match. E andiamo al terzo turno. Ciao Mattia Bellinzona. Vediamo se ho scaricato qualche arena per caso, ma non credo proprio. Ok. Adesso siamo contro McGregor. Vediamo una cosa. Allora, Accademia. Dov'è che si vede? Cioè, non ho stadi. Vedi che non ho stadi, cioè, che poi anche qua i stadi, cioè, se io tipo voglio scaricare, ecco, questa è una cosa che voglio chiedere a tutti chi ce l'ha. Ma se voglio scaricare il torneo di Zagabria, cioè, lo trovo. Cos'è? Zagreb, cazzo è? Vediamo. Scrive così, boh, non so che cazzo sto facendo. Non c'è niente, forse non si scrive così. Tipo non so, ti voglio scaricare
Monte Carlo. Ecco, c'è Monte Carlo ATP. Monte Carlo Rolex Master, quindi io lo scarico e dopo come si dice, me lo dà al posto di Monte Carlo fake, mi dà il Monte Carlo ufficiale. Quindi questo è quello che ho capito. Devi cercare lo stesso nome del torneo. Allora, aspetta, allora segniamocelo. A sto punto voglio provare, cazzo, perché... Però hai visto che non ho scaricato, cioè... Ma tu non ce l'hai così in blu? Adesso mi faccio la foto e lo scrivo uguale. Cerca per utente. Come faccio? Che cazzo ne so però l'utente? Cioè Zagreb Futures F1. Sì, sì, dammi qualche autore, sì. Ti ringrazio. No, sono curioso adesso perché... Allora, accademia. Comunità. Tipo. Sedi. È scritto Zagreb. Futures. F1. Vediamo se lo troviamo. Non c'è. Allora, aspetta un attimo che me li segno, sti nomi. Allora, vedi, non c'è però sto torneo, perché? Cioè, può essere che non ci sia. Quindi devo andare qua. Allora... What in the world there? Ok. No, ho sbagliato qualcosa allora. Cos'è che ho sbagliato? What in... ma non trovo niente però, vecchio mio. Non trovo un cazzo. Dove ho sbagliato? Vediamo l'altro intanto. Allora. No, sono su Xbox io. È ovvio che non lo trovo allora. L YNF YNF. Per me non c'è. Cioè, nel senso, qua c'era solo quelli della Wow. Ah no, qua c'è per esempio. Vedi, qua è pieno. Indian Wells. Qua c'è, però vedi, come si fa a mettere Miami, terra battuta, quando in realtà è cemento? Perché lo scrivono così? Cioè, non capisco sta stronzata. Ce ne sono però, eh. Ok. Vabbè, però io non capisco perché c'ho sta cosa, cioè, tu non hai quindi i loghi blu su questi tornei qua adesso. Vai. Siamo contro uno che ha... Questo, ragazzi, non è scarso, eh? Questo non è scarso, è bassetto, ma non è scarso. Caratteristiche, beh, qua sappiamo che, insomma, siamo ancora scarsi. Servizio non medio, diciamo. Dritto scandaloso, rovescio molto forte nel rovescio di piatto. Mi sembra battibile, però stiamo attenti. Io vorrei capire ste cazzo di logo blu, porca miseria. Mi dà fastidio, mi dà. Ma tanti non fanno la carriera ancora, giocano partite singole, cioè non so sinceramente perché, cioè la carriera è la cosa più bella. Ciao Alessio, 100 fanti che li sistema tutti quanti e ciao
Hermans. L'ho già avviato il game. Sì, ma Furiola, tu sei una bestia confronto a me, quindi sicuramente lo puoi fare anche tu. Vabbè, vai. Ladies and gentlemen, welcome to this third round men's match. Please put your hands together for the players as they Vedi, head ecco, out sono dei of the puntini quarter. bianchi, se li guardi quando si muove, secondo me sono diciamo il pantalone. Vai! Contro il georgiano. Questo non diamogli il rovescio. Ecco, cominciamo male. Sì, l'ho scaricati i giocatori. Un bel po' ne ho scaricati anche. Dai, ragazzi, subito a cannone. Poi dopo scaricheremo i tornei più importanti, visto che quelli ci sono. Dai, sarebbe importante vincere il primo torneo dell'anno a Zagabria per cominciare al bene la stagione 2. Possiamo subito breccarlo. E lo brecchiamo subito. Subito break per il talentissimo. No, rovescio. Buono, buono. Aspetta, ma cambiatela che con la cacò. Ma perché cambia? Se da solo cambia. Ma che stronzata è? No, ma è impressionante. Ma perché cambia da solo? Ma perché? Cioè... Non la capisco proprio sta roba. Ecco, doppio fallo. Buono. Ma è un bug questo? Buono, ace finalmente. Auguri Pollonius per il tuo nuovo compleanno. Bell'uomo Pollonius quando fa così. Ottimo. Bravo, bravo. Sì, sono molto attivi, sì, però cavolo. 2-0 comunque, anche a livello pro. Vediamo se ancora a livello pro. Ok. Sì, il Kuma e quegli aggiornamenti che mi sono fatto al personaggio con il challenge di Montevideo. Che comunque non è neanche nelle cronologie, quindi è proprio una cosa a parte. Mi sono rafforzato veramente tanto, Più prima... Oh, attenzione, Urrigan 0,99 per Urrigan, grazie caro, molto gentile. Beh, troppo gentile. Grazie carissimo. Ma lo stiamo massacrando, Proprio stiamo giocando sul velluto. Non puoi... No, sbaglio il pallonetto, incredibile. Ma è già pro il livello principale, boh, dopo riproverò. Mamma mia che l'ho rischiata, ma colpo geniale. Mamma mia ragazzi, McGregor non sta capendo niente.
Non sta veramente capendo niente il buon McGregor, bell'uomo, ma di poco di colore, un georgiano di colore. Ciao Francesco. No, ma porca di quella porca. Può essere Gui, può essere. Porca miseria. Capelli non so se li cambio, che mi piacciono questi. In finale, se vado in finale cambiamo, o comunque dopo il torneo. Però si è un po' svegliato, Giorgiano. Buono. Porca miseria. Bellissimo. 5 minuti vinciamo il primo set del terzo turno di Zagreb. Brutto, brutto. Non un gran colpo questo. Guarda che la batteria scarica del tablet, adesso lo mettetemi in carica, ragazzi, finisco questo game. Vabbè, ma... delizioso, e qua ce la fa. No, la sbaglia la cicca! E la lo mette, complimenti a lui. Buono. Bella questa risposta, mi salvo, no. Perché sti errori? Buono. Cominciano ad arrivare gli ace indiani. Perfetto. Dai, chiudiamo questo primo game del secondo set. Buono. Mettiamo in carica il tablet. Mettiamo in carica il tablet. Ok. Ok. Tablet in carica. Ok. Grande Claudio Mastrangelo. Grandissimo, vecchio mio, grande. Ecco, quando rispondo di smorzata è un disastro. Grande Pollonius. Quanto me lo godo Pollonius, che vuole entrare in squadra senza ancora il bonifico però. Ma no, calma, calma. Relax, Kuma, relax. Perfetto. Ciao, amore, ciao. McGregor in difficoltà comunque, cioè sbaglia tanto il georgiano. Pum. Delizioso. Beh, hai ricambiato il livello? Cioè, veramente stiamo giocando alla grande, eh? E si va a vincere, serviamo per il match. No, i miglioramenti che ho fatto a Montevideo sono stati veramente importanti comunque. Ciao.
Ciao. Mamma mia, stiamo tirando missili adesso, eh. Se continuiamo così dobbiamo abbassare anche, dobbiamo togliere l'aiuto anche sugli ace. E andiamo a vincere la grande ancora 3-0, 3-0. Mamma mia, raga. Mamma come stiamo giocando. Sì, sì, andiamo a prenderci la coppa, sì, raga. Andiamo a prenderci la coppa. Oddio, si è bloccato. Porca, no, devi che si è bloccato. Com'è? Sì, sì, un come devastante per il momento. Adesso siamo contro il bulgaro Davis. Siamo contro il bulgaro Davis. Vedi che adesso però siamo comunque più forti, c'è poco da fare. E in finale, in classico c'è Katlenburg, l'inglese, l'inglesino. Andiamo in finale. Aspetta, vediamo il livello. No, vedi che è pro, cioè che cazzo si spara? Pro. Scarica automaticamente le sedi, no. Vediamo se cambia. Vai. L'importante è scansare meno all'occhio. Sto in 53, siamo 57 noi, Ma siamo veramente messi bene, adesso siamo in una condizione importante. Del servizio normale, ha un buon dritto, vai medio, secondo me, possiamo battere anche questo, eh? Si può battere, Beppe. Ok. Colpo soprattutto una palla corta, accorcia il campo. Oh, grandissimo Francesco, grazie. Ciao Agi, siamo in semifinale, Agi. Siamo in semifinale del torneo di Zagabria. Ciao Stefano Cacciani. La tenuta per la finale, raga, o se no dopo il torneo. Vai. Oh, ok. Siamo tornati con gli sponsor. Please put your hands together for the players as they walk out onto the court. Vuol dire che hanno fatto forse un'arena così, ma hanno fatto una bella arena di merda però. Ciao Tinkoff. Ci siamo un po' pochini stasera, però l'importante è che ci siamo noi. Vediamo questo bulgaro, i bulgari sono sempre difficili. Vai, Cumendino, vai. È rimasto il livello? No. Però devo sempre cambiarlo, ragazzi. Cosa ha salvato? No, vabbè, che qua il bulgaro ha fatto un salvataggio degno del miglior Agi. Ma no, che erroraccio. 15 Non era out. No. Meno male. Questa forse sarà un po' più tosta come partita. Che poi chissà se nelle classifiche c'è, diciamo che se non dei punti, come è strutturata la classifica dei punti. Se perdi il torneo che hai vinto l'anno scorso, perdi punti, come le statistiche ATP. Cazzo, qua è forte, eh. Questo viene a rete, raga. Questo gioca sotto rete, quindi devo fargli anche un buon servizio però, perché
Ma no, questo è un errore degno di Agi quando va in bagno. 14-15. Out. Ah, ma sta rubando questo, ragazzi. Questo ruba. Questa è una palla deliziosa. Ah! 14-30. Dai, dai, dai. Ciao Flavio Fatuzzo. Mamma se si soffre. Mamma se si soffre. Questo gioca, ragazzi. Qua bisogna un supporto. Gran colpo. Ok, fra. E volevo chiederti una cosa, fuori un'altra cosa. Se io tipo non so, volessi io creare il torneo di Zagabria, metti. Cioè, come devo fare per poi, cioè, associarlo al torneo di Zagabria ufficiale? Cioè, il torneo di Zagabria questo qua. Se me lo puoi spiegare, potrei cominciare a crearli io i campi. Ma porco due. Advantage Davis. Ragazzi, però ho bisogno del vostro supporto adesso, perché sono in difficoltà in questa semifinale. Finora abbiamo perso tante volte in semifinale, sulla terra rossa. Guarda, si è appena anche questo è un figo. Meno male. Meno male. Mamma mia, ragazzi, cominciamo subito a cannone. Questo primo game del primo set della semifinale. Che... No, guarda cosa mette questo. Davis. È fortino Davis. Buon giocatore Davis. Colpo da maestro, vince il primo game. Game Davis. Sì, però per esempio a Monte Carlo io non vedo che mettono, cioè se mettono Rolex Master Monte Carlo non è uguale a quello diciamo perché diciamo non hai tornei ufficiali sto gioco, quindi tipo posso mettere, cioè anche tipo non so, basta metterci Zagreb oppure cioè devo mettere Zagreb, Future, SF1 perché in realtà sono diversi i titoli. Grazie piccolo Furi, anche se il vero piccolo è Eyman che grande, che però non mi considera oggi Eyman. Questo è forte sì. Ma no! No, come no, sti errori. Ma basta con sti fuori. Si soffre, raga, si soffre. Ancora errore, ennesimo errore. 15-30. Mamma mia, stavo giocando malissimo. Non posso crearlo da zero io, scusa. No, doppio fallo. Dio, Tatus. 15-40. Che male che stiamo giocando. Buono. Ciao Sebi. 34. No, sti errori. Call on the left far sideline. The ball was called out. The server has 2 challenges remaining. Game Davis. Stiamo prendendo male. 2-0 primo set. Dai. Large 15. Dai.
Love 30. Sì, certo, vabbè, vedremo, insomma, dopo mi spiegherai un attimo. Dobbiamo svegliarci però adesso, basta pensare agli stadi, pensiamo a giocare. Guarda che la salva, questo è fortissimo, ragazzi. Questo bulgaro veramente di categoria superiore. Immaginavo, i bulgari sono sempre difficili. Ah, mamma mia, mamma mia. Ok. 15-4. Bellissimo. Ok, fra. Però intanto siamo 2-1. Adesso gli sparo 4 ace. Alla faccia di tutto. No. Bello, questo è bellissimo, corto. Non ci credo. Cosa salvo? Se la salva anche lui è un figo, bravo, bravo. Bravo. Devono venirmi gli ace però. No, non è out. Challenging the call on the right far side. The ball was called out. The server has one challenge remaining. Love Cazzo, già un 30. challenge. Sto sprecando tutto. Sì, ciao. Calma, calma, calma. Troppi errori gratuiti, questo è un bellissimo colpo che mi apre bene. Meno male. 15-30. Ho bisogno di qualche ace però. Che brutti servizi. Questo mi tira dei missili, ragazzi, tutti angolatissimi. Grande. Buono. 14-30. E buono. Manco male, 2-2, recuperiamo. Ok, vedo che me lo segno quando faccio la foto. Dopo guardo se ce l'ho. Ok. Vai. Ragazzi, vi prego, non comprate Tony's World Tour, che è una ciofeca devastante rispetto a questo. Buono. Mamma mia che male. Non stiamo giocando un tennis d'alta classe adesso, è una semifinale un po' scorbutica. Mamma mia, mi tira dei missili sto qua. Oh, no, sei un porco. On the right service line. The ball was called out. Out. Davis has two challenges remaining. Grande Pollonius. Ennesimo errore di veneziano che sta sbagliando l'impossibile. Devo andare al tie break, non voglio perdere il primo set. Ennesimo errore. Ciao Furiola. Grazie di tutto.
Buono. 15 all. Ah. Mi dispiace che Fury va via perché era importante. Questo la salva anche bene. Ho bisogno di un altro mister. Bello. Partita veramente difficile questa semifinale. Uh. Questo mi fa correre come un disperato. Che scambio, raga. Che beh, bravo. 15 all. Bravo, set point purtroppo. Ma no! Ma porca so... Davis. Perdiamo il primo set, è dura adesso, è durissima. Però abbiamo vinto da 1-0 e 2-0 nel torneo di Varsavia, che dopo abbiamo perso. Grande, dai Kume, dai, di arroganza, di arroganza. Love 15. Finora abbiamo vinto solo in Russia finora. L'unico torneo vinto era il Kume. Gioca bene questo. 15 all. Dopo dei primi turni facili è arrivato il bestione. Mamma mia. 15 all. Dai, ma grazie Manuel. Bello questo, yes. Ciao JJ Kutz. 30 all. Fall. La gran colpo questo. 34. Cerchiamo di vincere il primo game. Dai, questo qua mi sono aperto bene. Ma no, sti errori. Chiefs. Ci provo Francesco, ci provo. Mamma mia che risposta. Advantage. Questa è una gran risposta, Molto difficile. Ma no, out. The receiver is challenging the call on the left far sideline. The ball was called out. Che sfiga. Oh. The receiver has 2 challenges remaining. Chiefs. Si soffre, raga, si soffre tantissimo. Buono. Buono, buono, buono. Dai che è mio. Yes, yes, yes. Dai, adesso per piacere, tutti insieme, uniti per un sogno. La finale di Zagreb.
Il pallonetto è il mio gioco. 15 mark. Lo sa Davis, infatti non viene più sotto rete secondo me. Qua ha fatto un errore il bulgaro e l'ho punito subito. Vai raga, tutti insieme. Gol. Va la cosa lì. Beh, questo è veramente un super colpo. Buono, dai che devo andare sul 2-0 subito. Oggi lì se non vengono tanto sta partita. Grande Paul. Subito 2-0, devo chiudere presto questo secondo set, devo tirargli le gambe a Davis. Qua ha fatto una bella cosa Davis. E la salva, bravo. 15 mark. Diamo a Davis quel che è di Davis. Colpi vincenti 18-10 per il veneziano, ma siamo in semifinale. Grande, queste sono le mie risposte. 15 mark. Il bulgaro tenta di rientrare in partita, ma sarà difficile perché cioè tenta di salvare il set, se entrare in partita 1-0 per lui. No, l'ho regalata io qua. 13-15. Gli ho regalato un punto facilissimo al bulgaro. Second set. Che bava. Buono. 38. Ma no, ma non è out. 14. Ma dai. Non è mai out nella vita. Buono. No! Game Davis. Che pirlata che ho fatto. E che se non mi sembrava fallo, però adesso. Buono. 15 mark. Bella ace. Raga, pensiamo al Kume, però non alle imitazioni di Micro Machine. Mamma mia. Doveva cominciare anche a fare tornei sulle altre superfici, però questo ve lo dico perché bisogna, se no ci abituiamo troppo alla terra e basta. Non vuole perderlo, se vuole vincere Davis subito. Vuole recuperare. Sì, però se come fa ste stronzate. Ho bisogno di qualche ace. Faccio fatica a trovare i miei colpi migliori, raga. Picchia questo, ragazzi. Mamma mia. Cosa è successo? Ok. 30-40. Se mi breaka sono dolori, eh. Crollo verticale di veneziano. Crollo verticale. Non mi sembra, forse una volta.
brutto crollo del Cume. Questo le salva tutte, oh. Sto soffrendo tantissimo, ragazzi. Sto soffrendo tantissimo. È un punto, ma stiamo soffrendo tanto. Stiamo soffrendo veramente tanto. Qua serve la spinta di Heyman che non arriva. Non lo sento più, Heyman. Sembra quasi un'entità astratta, Heyman. Bello, bello. Questo come l'ha salvato non lo so. Ora poi c'è il punto. No, cosa ho sbagliato? Errori gratuiti 20 a 6, ragazzi. Gli ho regalato 20 punti. Dio santo. Nel tennis sono una cosa enorme. Grande Max. Ok, però stiamo soffrendo oggi. E Heyman. Stiamo soffrendo, Guy. Dai, dai. Questo game bisogna vincerlo, se no per me è finita. Grande risposta, yes. Io lo so, Luzzi, ma io sono così, sono un po' porco, quindi cerco le linee. Beh, colpo delizioso, ma rischioso. Ti prego, entra. No. No! Le rimonte. Però sto qua è forte, è uno dei più forti mai incontrato insieme a Milan Love. Qua ha fatto una buona cosa, buono. Secondo breakpoint per il talentissimo. Aspetta, mi è partito il tablet, ma che sfiga, mi distraggono ste cose a me. Ecco, porco due. Ok, fra. Mamma mia quanto soffro. E vado sempre di top spin, ragazzi, solo che... Guarda come gioca questo! Mi sto facendo stancare tanto, raga. Ci ho provato, ma la prende. Se vince questa è dura. Se vince sto game è duro. 2 breakpoint ho sprecato. Sì, vabbè, da cagare. The ball was called out. The receiver. Non si scontrare il tie break stavolta, ma sarà comunque dura. Ho sprecato si serve sì il best come in the world. Se non mi entrano neanche gli ace. Ok, Mastrangelo, grande Master. Mamma mia. Ragazzi, ci provo. Non mi entra un ace. E le sbaglio tu, sì, però non può cappellare ogni cosa. Però 2 match point, 22 errori gratuiti. Solo gli ace possono salvarmi adesso, che non arriva. Qua mi apro il campo bene. Un match point annullato.
Sì, cazzo, come on, ci voleva adesso. Chips. Adesso devo sfruttare questo momento positivo. Ottimo, ottimo, può girare la partita. Ed è Dai che gira, dai che gira, dai che gira. No, sto fall, no. Vediamo se riusciamo a farlo girare. Niente, quando fa sti errori lo odio. Fa degli errori 23 errori gratuiti, forse è il record oggi. Ennesimo fall. Buono, ci voleva. Adesso devo metterlo però. Non sbaglia mai questo, non sbaglia mai. Ace sulla seconda, ma non basta. Stanno arrivando gli ace, ma non arriva il 3-3. Ciao Rocco. Meno male. Meno male, 3-3. Si va al tie break. E adesso qua ci giochiamo tutto. Ci giochiamo il cuore, l'onore. Concentration, please, concentration. Mamma mia che bello, mi sono aperto bene qua, yes, mini break, mini break. 1-0 Davis. Adesso due ace per Ayman, per Guy, per tutti voi. No, no, no. 1-4 the receiver. Quanto li odio sti errori, sto sbagliando tanto oggi. Contro break. Che risposta di Davis. Qua mi sono giocato il tie break. Me lo sono giocato secondo me. Devo fare un miracolo adesso, ve lo giuro. Questo è un gran colpo, mi ha salvato questa risposta. 2-4 the serve. Ok Claudione. E che sono più bravo a fare gli ace interni. Sì. Sì. 3-2 Davis. Ma se sbaglio sti colpi semplici però, porca The madosca. receiver. Toh. 4-3 Davis. Meno male che non ha fatto ace finora. Questo è un bel colpo, però lui proverà. Dai che il campo è mio. Sbagliatissima del Cume. Anche questo non è stato un gran colpo. E va indietro, ha paura dei miei pallonetti, lo sa. Questo qua faccio un miracolo. Questo è un colpo discreto, ma non eccelso. Dai, dai, dai. Questo è un colpo orribile. Qua faccio salvataggio degno di Ayman a Bologna. E qua mi apro il campo ed è punto. E mangiatemi il pacco. Dai. Uh.
Fuori, 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 cazzo. Devo fare 2 ace per tutti. Soprattutto per Agi, che è più piccolo del solito oggi. Questo non può prenderla, non può prenderla. Sì. 6 for Davis. Adesso voglio chiudere il set con un ace degno del miglior Kume. Niente, cazzo che risposta. Mi ha messo in difficoltà. Sì! E si va al terzo. Si va al terzo. Mamma mia che lunga sta partita, ragazzi. E adesso andiamo in finale, cazzo. Proviamoci. Bello questo. Calma, non avevo ancora fatto niente. No, mi ha preso in controtempo. Ma porca di quella Heyman. Adesso lui vuole assolutamente distruggermi. No. Sì. Troppi errori gratuiti, troppi. Yes. Andiamo un po' d'esterno perché vedo che l'interno faccia fatica adesso. No, sto out, no. Was challenging the call on the right far side. The ball was called out. The server has 2 challenges remaining. 13-40. Non dobbiamo prendere il break. Yes. Non ci deve breccare l'uomo. L'uomo Davis. Yes. Sì amore, let's go 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. One Heyman. No way man, no cry. Dai che la ribaltiamo. Bravo, colpi vincenti di 35-25, tanti, o più colpi vincenti ma molti errori gratuiti. Questo è il mio colpo, insieme al pallonetto. Se vinco questa abbiamo buone chance, ma devo vincere questo game. Partita eterna Zagabria, la gente ormai sta spippettando a Zagabria. No, che cagata che ho fatto! Bravo. Bel colpo, bisogna essere sinceri. Forte sto bulgaro, ragazzi. Tanto l'inglese è già in finale, sta riposando lui, poveretto. Rischio di fare come Venezia, se arrivo in finale. Chiunque di noi due arrivi in finale sarà a pezzi. Delizioso. Sta martellando adesso, però. Ho sbagliato. Come gliel'ho regalata. Grande Kume. Bravo. Cioè, era difficile vincere. Cioè, breccarlo subito. Al terzo. Bello questo colpo. Da fiducia questo colpo, ragazzi. Magari non vinciamo il game, ma da fiducia. Il Kume è fiducioso. C'è Heyman in tribuna intanto. Bella scena questa, il Kume e l'Heyman a Zagabria. Attenzione, qua non se l'aspettava il bulgaro. Grande recupero. Ciao Josef Samarko.
Mamma che colpo. Qua mi sono aperto come una canoccia. Ah, cosa ha salvato anche lui, però che giocatore Davis. Cosa mi ha salvato? Madonna, ma che fenomeno. (38-27). Advantage Davis. Questi sono i miei colpi. Lo vince Heyman il mondiale. No, come nostre leggerezze però in un momento così importante della partita. Che colpo. Vai Emanuele, vai Germanone. Adesso questo breakpoint è fondamentale come Bologna per Heyman. No, la cosa ha fatto. Ma che cazzo ha fatto a metterla così? No, sto errore così, no. Davis. Buono. Game set and match, Heyman. Calma. Una parola. Servi così sempre. Adesso si inventerà il servizio fenomenale, me lo vedo già. Invece no, questa devo sfruttarla. No! Parità 5, una delle partite più lunghe. Termina c'è Roland Veronesi. Ah. No good, no good, no good. E dopo rispondo così. Relax, come relax. Heyman è con me. Agi è con me. Lo zoccolo è con me. Ma quanto corre sta pippa? Amore, ciao. Ci provo, ma ci provo. Ma è difficile, Heyman. È difficile, Heyman. The receiver is challenging the call Vediamo. on the left far sideline. The ball was called out. Non riesco a chiudere il The game. receiver has one challenge remaining. Deuce. Lui si esalta nel vantaggio mio. E lo voglio anch'io sto break. Che partita, ragazzi, che gioco. Epicus. Epicus, Epicus. Come lo zoccolo. Bella, ecco la mia. Serviamo per il match. Perché voglio cambiarmi i vestiti con voi. Visto che non li cambio da un anno. Saranno un po' sudati. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Doppio errore, bravo Kume, bravo. Ci hai fatto un culo così per vincere, per breccarlo. E dopo fai ste figure nel tuo quando batti tu. No, ragazzi, no, vabbè. Veneziano distrutto. 0-40. Incredibile. 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 Cosa sto buttando via? Incomprensibile veramente. E va a cagare. Rischio di buttare via la partita per questi errori. Kume è completamente crollato dopo aver perso così il game. Incredibile, incredibile, incredibile. Il gioco l'uomo mi fa bestemmiare.
Bel colpo. 13-15. Dai, che ha paura Davis. Anche Davis è un uomo a due gambe, un pene, anche lui. Mamma mia, l'ho messa non so come. 30 all. Ok, ma... Grande Giovanni. Se faccio la breccata... Sì. 34. Match point. Primo match point. Incomprensibile il game di prima. Yes! E siamo in finale. Terza finale in carriera. Due perse. No, una vinta e una persa. Vediamo questa. Oh, ci rilassiamo un attimo, ragazzi. Ci rilassiamo un attimo col cambio. It's the final, Kuma. It's the final. Yes. In the inglese puro. Mamma mia. Allora, ragioniamo. Noi abbiamo fatto... Questa è la seconda e la terza finale. Una vinta a Mosca e una persa a Venezia. E poi abbiamo due semifinali perse a Vienna e Varsavia. Devo fare tutte le classifiche, voglio avere belle robe. Vabbè. Mai giocatore, outfit. Crea, guarda che bello. Vedi che c'è sto bianchetto da fastidio. Crea nuovo outfit. Allora. Adesso ci rilassiamo un attimo perché sono solo a tocchi. No, la canotta la useremo più avanti. Sì, grazie Mane. Allora, io voglio farla in stile Roger, bianco e oro. Bianco e oro. Il colore 2 quale sarebbe? Cerchiamo di capire. Ah, ok, così. Allora, vediamo, cerchiamo di capire che oro possiamo mettere. Aspetta un attimo. Ecco, questo può essere l'oro ferro, no, così no, chiaramente. Noi abbiamo, i colori sono 29, 85, 205. Aspetta un attimo. Questo quale sarebbe? Ecco, piuttosto questo oro. Abbiamo detto 29. No, 85, 35 allora. 35. 105. Quella italiana più avanti, ragazzi, adesso dobbiamo essere un po' così. Ma non è questa però. Infatti, ma che cazzo? Scusa un attimo. Ah, 206. E comunque 85 è di qua. Ricordo un cazzo. 206. E 85, ok. Lo so, non dovrebbe essere così. Cioè, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo, un attimo di pazienza. Se noi mettiamo il colore 4 qual è? Adesso vediamo, fa cagare, cambiamo. OI 29, 85. Madonna, la sensibilità, porca, 206. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, che brutto dietro però così che c'è sume, ragazzi. No, dietro non mi piace. Vediamo il logo superiore. Dovrebbe esserci quello della Nike oro. Perché io sti qua non mi ho capito come metterli, sinceramente. Non riesco a metterli, cazzo. Ci dovrebbe essere quello della Nike. Vediamo se c'è, speriamo, cazzo. Perché... No, non c'è, porca trota.
E non posso cambiarlo io il colore, scusa. Tipo, metto questo. Sì, ma non vedo niente così. Aspetta. Ridimensioniamolo. Mettiamo qua però. Ma posso colorarlo? Perché non si può colorare? Come c'è guarda meglio. Sì, beh, bello. Aspetta. Allora. Ma posso eliminarlo? Cazzo è? Non si può colorare. No, questo è arancione però, ragazzi. Questo è orange. Non c'è... Non c'è il logo oro. Non c'è sta. Non c'è la cosa. C'è questo arancio, penso, infatti. Cioè, non posso mettere arancione, fa cagare. Ma perché non posso cancellarlo? E niente, non so come cazzo fare, sinceramente. Metto il simbolo della Nike qua che non si è mai visto. No, 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 aspetta un attimo, eliminiamolo. Rifacciamo. Allora, ok. Perché sennò, cioè, mettere un logo che è tipo una maglia, come si fa? Per esempio, metti che vogliamo provare, non so, questo qua metti. Cioè, come ah, così forse. Però chiaramente senza maniche. Sì, ma dietro non c'è però, c'è il re. Ah, perché dietro forse lo... Senza maniche. Ma sarebbe bello anche questo qua, cazzo, avere un Nike Adidas. Eh... Vediamo così, per esempio, cambiando completamente stile. Che magari siamo giovani, io non amo molto le canotte, però... Vediamo se si puede. Metti qua, così. Sì, però non mi sta giusta, cioè nel senso... Cioè se io la metto giù, comunque qua non prende. Ci capisco niente, tipo così. Vediamo. Ah, il dietro c'è anche, ok. No, ma perché? Ok. Vediamo se piace, magari provarla così.
In stile Zverev. Ok, dai, vediamo se così viene, però non copre tutto, mi dà fastidio. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, non può rimanere così, però che cagata è. Cioè. Ciao Flavio. Cioè, dietro rimane... Vediamo se posso fare così. Aspetta, teniamo tipo così. E ne mettiamo un altro. Vediamo se riusciamo a fare la magheggiata. Dove cazzo è? Non capisco un cazzo, Dio. Ma dov'è Cristo di Dio se... Ma perché non è dietro? No. No, non mi piace, cazzo. Ora torniamo con sta stronza. Allora, a sto punto, dai, facciamo il colore, quello che avevamo detto, però con un logo così, dai. Questo che vi piace. Vediamo se lo troviamo, però. Sì, ma veramente... Ok, eccolo qua. Aspetta, questi però mi faccio la foto perché il Bode non vede la live. Scegli i colori che sennò non mi ricordo niente. Ok. Allora, vediamo come riusciamo a farla. Allora. Quella d'oro la facciamo per i tornei importanti tipo Wimbledon così, dai. Ma metto da solo a farla. 60. Poi. No, ma è una roba fastidiosissima, eh. Ma fa davvero? Ho le batterie scariche, ho il joystick rincoglionito. 114. Eh sì, sei il mio stilista grande e 2,56. Ok. Questo cos'è che va a chiudere? Boh. 60. 114. Due 56. Ok. Questo che logo è che non mi ricordo mai? No, questo lo lasciamo bianco. Logo superiore possiamo mettere like, così è bianco. Perfetto. Aspetta un attimo. Dopo cambierò un po' anche quell'arancione, la modificherò un pochino, però non so se il colletto, forse è meglio mettere il colletto bianco.
Allora, forse è troppo però. No, non è questo. È che sì, non è il massimo il dietro, che è un po' così, però forse è un po' meno ingombrante così. Allora, modello. Vabbè, teniamo classico. Allora, 60, 114. Ciao Matteo Scarpa. No, questo deve essere quello bianco, però scusate. Vediamo un attimo, cerchiamo di capire. Ecco, così ci sta. Allora, 60. 114. 256. Questo lo teniamo così. Questo bianco. Può andare, cosa ci sta? Infatti, se ci sta, io lo terzo, secondo me non è male. Infatti, mi ero dimenticato di mettere il logo anche sui pantaloni, però non mi piace. Ma è questo quello che mettiamo? Non dà un bel effetto però sui pantaloncini. Forse per quello non l'avevo messo. No, non mi piace, sui pantaloni mi fa cagare. Ma no, perché mi ha cancellato? Ma porco due, però. Tutto mi ha cancellato. Ma che due maroni, ma che due palle. Ma perché ste robe? Però no, la faremo anche rosa, raga. Ok. Ok. Va bene. Micro cosa scrive? Cappellino, ma non è che cappellini mi... io sono quello per la fascia. Facciamo sì, fascia bianca al massimo. Ecco, mettiamola così, proprio perché sennò è troppo... diventa un pugno importante. Allora, 60... non mi ricordo mai, scusate, devo segnarmeli. Allora, 60... 114... questo colore... questo cos'è? Questo non si sa.
E questo non si sa. Ok. Ma porca trota. Polsino. Qua, ecco qua mettiamo a sinistra questo. E qua cambiamo con questo. Cosa cambia? Boh. E questo invece lo mettiamo. Ok. 114. Ok. Perfetto. Calzini li teniamo così. Colore bianco. Scarpe mi piacciono queste. Mi sembra buono. 60. Solito 114. Ok. Diciamo che siamo anche all'inizio, quindi vorrò sempre più elaborare. Adesso mi sono outfit un po' del cazzo, però ci sarà anche il rosa Force India, raga, è chiaro. Ma basta con sta Lidl! Scarpe tutte verdi, no, tutte verdi mi sembra un po' eccessivo. Ecco, bianco. Ecco, io terrei così. Ok. Occhiali. No, gli occhiali non mi piacciono fatti così, però. No, fan cagare. No. La borsa. Allora, finiamo. Vedrò di finire, cazzo, perché vorrei fare anche la finale. Ok. No, qua teniamo così. Colore borsa racchetta. Cazzo, mi è partito il tablet. Sì, gli occhiali sono una roba fioida indegna. 114, 256. Crea nuova racchetta, c'è. No, ciao. Noi siamo Wilson. Ok. Andiamo di questa. Rinomina. Mettiamo... Che colore mettiamo? Che colore è questo qua? Che cazzo di colore è? Perché non è proprio verde o giallo. Quello non mi ricordo mai. Qual è il colore? Scrivetemelo, non mi ricordo. No, non ha un colore particolare. Verde bianco. È lime forse. O lime. Lime o lime. Lime o lime o lime o lime. Lime o lime. Lime o lime. La 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 la. La 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 la. Lime o lime. Lime o lime. Andiamo che è Natale. La la. Ok. Adesso però come faccio a usare questa? Cioè nel senso quale uso dopo in torneo? No, perché vorrei capire. Infatti, cioè. Io voglio usare questa, come cazzo la uso?
Ah, forse la cambio in game? Aspetta un attimo. No, perché avevo fatto sta casino, però dopo no. Cioè, mi girano le palle. Aspetta un attimo, forse la posso cambiare in qua? Cambia divisa. Dai, è bella sta divisa, però. Mi piace, raga, devo cambiare il simbolo Nike di là, però a me piace, cazzo, mi piace, mi piace. Siamo contro il 58, cazzo, più forte di noi, è una bestia nel rovescio, quindi non diamole il rovescio. Vai, raga. Speriamo crepi il lupo a Francesco Franco o Franco Francesco. Siamo la terza finale, una vinta in quel di Varsavia, in quel di Mosca, scusate, e una persa purtroppo a casa nostra. Lo facciamo la rosa shocking, lo facciamo. Vai ragazzi, siamo contro un giocatore che ha, non mi ricordo già più se è dritto o rovescio. No, è dritto, no, guardate un attimo la live, ha il dritto o rovescio forte. No ragazzi, vi prego, cioè non mi ricordo più, ha il dritto o rovescio forte. No, porca, ma si può essere più rincoglioniti, cioè. Ladies and gentlemen, welcome to the second round men's match. No, una figa, bellissima. Rovescio, cosa, rovescio forte o scarso? No, è fantastica, è molto più bella questa. Al rovescio forte? Rovescio cosa però? Quiet. Contro l'inglese. Rovescio forte, ok. Sta maglia mi gasa. Che sfida, anche lì fatalità, una maglia curiosa. Cattlebur parte malissimo. Love 15. E questa cosa mi eccita. Dai. Ecco, subito noi gli diamo il rovescio. Mi sembra cosa buona e giusta. E si apre il campo il cume, ma non serve. Love 30. Dai che il piccolo inglese ha paura, voglio il secondo titolo, il titolo emaniano. No, devo fare il pallonetto, mi va benissimo perché sbaglia. Mamma mia, l'inglese in difficoltà subito. Love 40. Man, lo dico e non ho paura. Se succede, vai di screen. Oh madonna, l'ho detto. No, ma ragazzi, quanto bello è quanto bello è sto outfit. Ah, cazzo, è vero, difficoltà, porca puttana. Ho rubato un game. Ho rubato un game. Però, ok. Ho rubato un game. Ho rubato un game. Quanto comodo rubare i game, madonna, perché sta roba? Love. Mamma mia, l'ho rubata, l'ho rubata, l'ho rubata. L'ho rubata, l'ho rubata, l'ho rubata, l'ho rubata, l'ho rubata, Sì! 30 love. E su, no ragazzi, voglio un commento su questa tenuta incredibile che ci sta gasando. 40 love. Mamma mia, come sto giocando! Controlliamo. Pro. Non ci ha capito niente l'inglese. Con questa maglia sono più veloce anche. Comunque il prossimo parametro che miglioriamo è la velocità. Love 15. Mamma mia, guardate che cubo perfetto nella sua forma. Una forma curiosa, la forma di un cubo curioso. Ora il missile, ciao. No, qua si fa la foto, Ayman. Prepara che facciamo la foto. Oh, mi raccomando, una foto in super alta definizione, Ayman. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
Lap 30. Mamma mia, ragazzi, vai, Eman. Con lo screenshot più bello del mondo. Fanne tante con la coppa. E quello che viene. Dopo me li mandi tutti. È fatta, è fatta. No, no, Fiori, non mi interessa. Siamo troppo più forti, raga. Mamma mia, come stiamo giocando. Mamma, come giochiamo. Mamma, come giochiamo. Guarda tutte le salve. Mamma, come giochiamo. Mamma, come giochiamo. Mamma, la salvo anche questa. Mamma, vabbè, 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 vabbè. Dai con la coppa, Ayman, dai con la coppa. Eccola qua. Ole. Tarararararara. Na 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 na. E siamo già al set. Dai che Zagabria mia, sei vicino a Venezia poi. E lo rifacciamo il torneo di Venezia. Porca troia. 30, 40. Calma, beh, adesso un attimo ci vuole. Bisogna anche far vincere un po' Katlenburg. È un bravo ragazzo alla fine, Katlenburg. Ciao, ciao Katle, ciao Katle. Game first sets. Troppo forti oggi, troppo forti. Semifinale combattuta e questa invece è una formalità, dove Ayman farà tante foto. Lap 15. Ma cosa, Ayman, stavolta è impossibile. Lap 30. No, Ayman, non dirmi così, guy, voglio essere fiducioso oggi. Ciao. Tararararararara. 40, 30. Tararararararara. Sono in una forma senza precedenti. Sì, Ave Cesare. 6 ace, ragazzi, 6 ace così. Dai, Fiori. Preparare le foto. La 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 la. Prepara la foto. La la tiriri tiriri. Ci ha sofferto in semifinale e poi tar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 a. Lap 30. Mamma mia, lo stiamo demolendo Katlenburg. Tararara, la 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 la. Ma cioè, abbiamo fatto una semifinale di 3/4 d'ora. Ma come cazzo stiamo giocando? Mamma mia. Ayman prepara 1000 foto, deve essere perfetta da mettere sulla anteprima. Qua non è Venezia, sono forti adesso. Dai, che bello, Katlenburg, che bell'uomo. Tararara, tararara, tararara. 15 lap. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, come stiamo giocando. Tarariri, ancora non c'è, adesso c'è, forse no. Adesso forse arriva il tarara. Fuori, perché? 15 lap. Mamma mia, come giochiamo, quanto siamo belli. Quanto siamo belli. Come però ste cose no, cazzo. 15, 30. 15. Dai. Guarda, attenzione. No, calma, come calma, porco 2-3-0, 2-0, no. 40. No. No, per piacere, Ayman prepara tutto. Ma puttana aperta. Vabbè, è un incidente di percorso, dai, per dare a Katlenburg la chance. Calma, relax, relax. Guarda la sfida, guarda che bello che sono.
Adesso vinciamo, adesso vinciamo. Vai. Adesso si vince. Eccolo. E mamma mia, che giocatore che sono. Eccolo qua. No! Come out? The receiver is challenging the call on the left baseline. The ball was called out. Vai. The receiver has 2 challenges. Vabbè. 15 Vabbè. all. Tararara. 15-30. Ah, Eyman. Oh, dai, Eyman, dai, che non vedo di avere la notifichetta su Facebook. Eccolo qua. 15-40. Punto per il campionato. Con arroganza. Arriva il secondo successo. Vai di screen, vai di screen, vai di screen, vai di screen. Guarda che bello. Seconda coppa portata a casa dopo Mosca. Zagabria. Adesso si è perso i screen e me li fa dal video. Cioè, lo ammazzo. Si è perso gli screen. Grande, che Mastrangelo che mi ha fatto lo screen della coppa. Grandissimo Mastrangelo nell'altra anteprima. Mangiatemelo. Fio hashtag. Finalmente, ragazzi. Mamma mia, è arrivata una coppa dopo 10 anni. Secondo campionato vinto. Molto godo. E adesso ci tiriamo sulla velocità che siamo scandalosi. E dopo c'è anche il riflesso. Dopo adesso facciamo. Arriviamo a una cinquantina di velocità e dopo facciamo le altre. Tutti a 50 arriviamo. Ok. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. La classifica ci vede. Mamma mia, siamo 354esimi, ragazzi. Siamo vicini ai tornei grossi. Siamo già vicini, cioè grossi, ai tornei un attimino più decenti. I soldi, no, i soldi ce li teniamo per il momento. Adesso però ci facciamo un turno di riposo e vediamo. No, non me ne frega niente di sto stronzo. E adesso ci cazzo, possiamo fare. No, ciao, Fioi. Vai, raga, ce lo spariamo. Porca puttana, ci siamo aperti un sacco di tornei, anche forti. Facciamo il primo turno. Vediamoli. Vediamo gli screen. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Similati sia Claudio che Eyman, ma abbiamo, cazzo. Raga, adesso abbiamo veramente dei tornei importanti, perché abbiamo. Mamma mia. Allora, cominciamo con calma. Abbiamo i Master, abbiamo i World Tour da 500 e i 250. Quelli da 400 mi sembra che siamo ancora scarsetti, sinceramente. In realtà dovremmo fare ancora quelli scarsi, però dai, proviamo un primo turno per vedere quanto forti siamo, quanto scarsi siamo. Andiamo sulla terra rossa, vediamo, 500, 500. Allora abbiamo il torneo di Buenos Aires. Mi sembra che possiamo scaricarlo. Aspetta un attimo. Voglio vedere se riusciamo a scaricare un torneo con la grafica ufficiale. Aspetta un attimo. Facciamo solo un turno, vediamo quanto scarsi siamo. Allora facciamo Buenos Aires, Argilla. Ok, no, me lo sono scritto qua. Allora, usciamo un attimo. Raga, ma un commento che possiamo fare tornei più importanti, per piacere. Rischi di uscire subito. Proviamo. Se vediamo che siamo scandalosi, aspettiamo. Allora, Accademia. Comunità. No, giocatori popolari. Allora, cerca una comunità. Sedi. Il nome contiene, la vediamo.
Buenos Aires Open. Buenos Aires Open. Vediamo se questo c'è. Vedi? Totale portata. Quale scarico però? Numero di download è 18, quindi questo qua. Vediamo, vedi? Forse possiamo giocarlo. Vediamo se va. Raga, adesso però voglio concentrazione perché facciamo il primo torneo, diciamo, però impostazioni penso dovevo mettere questo penso. Basta! Proviamo. Mamma mia ragazzi, questo è duro, che sporo. Scusa, primo turno, secondo turno, terzo turno. Ah no, che sporo. Forse è più lungo anche. Vabbè. Ragazzi, concentrazione però. Siamo contro un cileno, Agustin. Porca puttana, C67, numero 137esimo del mondo. Proviamo, ma penso sarà un po' dura. Spara. Questo nel servizio è più forte di me. Nel dritto è più forte di me. Nel rovescio, ecco il rovescio non diamolelo mai. No, aspetta, cambiamo la cosa. Vabbè, proviamo ragazzi, facciamoci una risata e dopo chiudiamo. Mamma mia, sto qua. No, adesso concentrazione, ragazzi. Vi prego. Faccio il tararà, però lo faccio solo io. Se vinciamo, tararà di gruppo. Ma adesso ti prego. Adesso per piacere un po' seri. So che è dura, però abbiamo vinto il torneo. Ci meritiamo questa chance. Vediamo se siamo il torneo ufficiale. Cazzo, che bello questo torneo. Ciao. La sede è diversa. Per fatalità non ci sono sponsor, ma porca puttana, solo noi non li troviamo, forse devo scaricare, non so. Con calma, ci provo. Thank you. Niente, piace il blu, sarà un torneo blu, si vede che Buenos Aires è blu. Vabbè, concentrazione adesso. Aspetta. Però. E rubiamo un punto. Tarara. Basta adesso, dai. Aspetta, controlliamo. Ok. Adesso ho bisogno di voi, Tarara. Primo punto ufficiale. Oh, Polonius mi ha capito, cazzo. Grande Paul. Quindi rovescio a forte, raga, questo, vero? Sto gioco, ragazzi, sto gioco è fantastico, Mamma mia.
Ta. 30, 40. È il rovescio che è forte, raga, non mi ricordo più, cazzo. Tararara! Game. Rararara, tararara, che culo di merda. Dai, cazzo, dai. Madonna, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, tarara. 15 love. Tararara. 30 love. Sì! Tararara. Tararara. 40 love. Non ci credo, non ci credo. Tararara. Tararara. Non ci voglio credere cosa sta succedendo. Nel rovescio è una bestia. Ma intanto. Ma intanto. Calma. Cara, calma. 15 love. Bevi avverto, ragazzi, cioè, se riuscissi a fare una cosa così voglio lo screen e 1000 euro da Pollonius. Voglio 1000 euro da tutti, anzi, li pretendo, basta, divento uno youtuber anch'io. Lo divento anch'io uno youtuber. Siamo calmi. No, no, non è vero. Infatti non è vero. Sì, è vero. Tarara. Dai, non ci credo, no, mi sta tutto bene. Non ci credo. 15, 30. Non ci credo, non ci voglio credere, Fei. Non ci voglio credere. Non esiste, non esiste, non ha senso questa cosa. Non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Non ha senso, guarda che colpi. Guarda che colpi, con questo tenuto. Col tararara. No. Calma. Sto giocando il miglior tennis della mia vita. Non ci credo, non ci credo. 15, 40. Ciao Bertoncini, dove gioco? Non lo so dove gioco, su AO Tennis, Xbox One e Mangai. Sì, beh, questa ragazzi sto facendo... Raga. No, no, non è possibile. 3-0. Game and first set. Sì, sì, lo faccio, il video lo faccio. Thank you. Non ha senso, non ha senso. Non ha senso. Non ha senso cosa sto facendo. Mi sto mettendo tutto. Contro un avversario... No, non è vero. Non è vero. Non è, infatti, questa non è vera. Love 15. Raga, vi prego, però voglio un po' più di... Cioè, non so cosa stiamo... Ma vi rendete conto di cosa stiamo facendo? Cioè, ce ne rendiamo conto che comunque abbiamo vinto il primo set con un giocatore che è 150esimo del mondo, che ha un livello iper superiore al mio e che siamo a Buenos Aires. Per piacere. Calma, come calma. Love 30. Ho bisogno del vostro supporto, ragazzi, perché si sta svegliando il cileno. Per piacere. Calma. Love 40. Sì, sì, proprio. Raga, ho bisogno di voi adesso. Basta tararara, se non lo faccio più. Comincia a martellare il cileno. 1-0, il cileno comincia a marcare pesante. È già finito il sogno. 15 love.
Che stronzo, ma ho fatto delle partite dei punti da fenomeno, mi scrive così. Toh, Eyman, silenzio, Eyman. 15 all. Quanto lo amo, Eyman, proprio perché così, così, così. Il sogno è finito? Gioco semplice, sì, ci sto provando, però adesso mi sta martellando. Adesso va tutto bene a lui. 14-15. Cazzo, ci sono le patate argentine che me la vogliono dare se vinco, dai cazzo. 40-30. Ma è chiaro, cioè Agosti non può stare a guardare, cioè... È normale. Sarebbe arrogante a fare il contrario. Mamma mia cosa... No, questa non è fuori neanche nei peggior bar di Caracas. The ball on the right far sideline. The ball was called out. No, ma è in, no, deve darmelo il punto. The receiver has Ma perché 3 rigioca il challenges punto? remaining. Ma stiamo scherzando? Ma me l'ha rubata o no questa? Non mi ho capito io. Ma quanto eravamo? No. The receiver is challenging the ball on the right near sideline. The ball was called in. Ma cosa? Ma mi ha giocato il punto? Has 2 challenges remaining. Game. No, vabbè, 2-0 così no, però... No, me la vogliono rubare, non ci credo, me l'hanno rubata. Ma me l'hanno rubata? Sì, ma deve darlo a me il punto, scusa. No, vergognoso, mamma mia, che brutta pagina di sport quest'oggi. Mamma mia. 30-11. No, vergognoso, non lo accetto. Adesso, tutti ace adesso. Che arbitro vergognoso, mamma mia. Che solo perché una donna non gliel'ho ancora dato, mamma mia. Come perdere una partita. Adesso veramente godo, merda, godo. 40-11. Godo. Godo, dai Cileno, dai. Bravo Cileno, bravo. Game. Tennis World Tour è come Eyman, inguardabile. No scherzo, fa schifo. Eyman è bellissimo, Tennis World Tour è una merda. Che schifo, che rubata, che vergogna. Che brutta cosa. Che brutta cosa. È successo il finimondo a Buenos Aires. Perso la partita per colpa di Agustin. È finita ormai, è persa. È persa. Bravo Agustin, complimenti. Bella vittoria. Bravo Agustin, bravo. Complimenti Agustin per questo bel successo meritato, rubando la partita. Che amaro finale. Bravo Agustin, bravo. 15-14. Bravo Agustin. Bravo Agustin, bravo, finita. Dai, bisogna star calmi, sta succedendo qualcosa di incredibile. Siamo 1-0 di 7, 2-2. Beh, servo io. Raga, per piacere, tutto il vostro supporto e il vostro amore, cazzo, che è sempre in devastante. Mamma mia, calma. 15-11. Comunque sulla Terra Rossa siamo fenomeni, però nel prossimo video dovrò giocare da altre parti, ve lo dico, già devo capire, perché adesso è stata una prova calma. 30-11.
Bello questo. 30-15. Non ci crede neanche Agostino. Non ci crede neanche lui. No, ma no, che ladrata. 30. No, è difficoltà però. No, calma, adesso qua, vedi, perché non sento il coro di Eyman, non sento l'Eyman Core. Porca miseria. 30-40. Meno male, grande Ace adesso. Dios, quando le donnette dicono Dios, mamma mia. Mi si alza tutto, mi si alza. Ma no, ma cos'è sta roba, ma dai. Advantage. Sì, ma perché ti insulta, perché ti piace essere insultato. Grazie, Claudione. Sì, ma questi sembrano... Sì, però qua forse lo scaricare... Vabbè, pensiamoci dopo, raga, sto facendo l'impresa, cioè... Sinceramente chi se ne frega. Advantage. Ti prego 3-2, ti prego 3-2 per un sogno che non ha senso. Che salvataggio, però qua Cileno può fare quello che vuole, invece sbaglia. Cileno ha paurissima adesso, sa che perdere sarebbe un'umiliazione incredibile. Grande, come sta dando tutto a Veneziano, eh? No, qua è impossibile. È impossibile questa. Mamma, cosa gli ho messo? Advantage. Cosa gli ho messo a De Agostino? Mamma mia, se veniva questa. No, di rovescio, no, il rovescio che ce l'ha forte. No, fuori. Sig, let's go. Game. Ragazzi, Augustin serve per rimanere nel match. Non ci voglio credere, qualcosa di incredibile. Contro uno che è stra mega più forte. Non ci... No, l'ha salvata, ma questo è un punticino bello, bello, bello come Eyman. Love Ti prego, la spero. No, beh, se la vinco è qualcosa di incredibile. È un'altra perla del nostro canale, perché è nostro. Mamma mia, mamma mia. Siamo 2 punti dal miracolo. Love 30. Sì, Bertoncini, bel nome Bertoncini, mi piace Bertoncini. Non ci credo, non ci credo. Love 40. Ti prego, regalami il ta. Ra. Tara. 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 Tararara, 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 tararara. Mamma mia. Non ci credo. Non ci credo, qua ho fatto un'impresa. Che bello sto stadio, impresa a Buenos Aires. Ma come cazzo ho fatto? Cioè, ragazzi, come cazzo ho fatto? Che come, signori, sì. Con lo stadio nuovo, che bellissimo sto stadio, cazzo.
Però per la prossima voglio provare, cioè l'ho scaricato, ma scarico automaticamente le sedi, no, voglio vedere quale mi dà, se me ne dà un altro o quello di default, sono curioso. Nel prossimo turno siamo contro Victor, cos'è, Liechtenstein? Abbiamo Liechtenstein qua, è un 57, con un servizio così così, un dritto così così, questo in realtà è più scarso. Raga, calma, abbiamo vabbè, lasciamo perdere, è una cosa incredibile. Grazie. Grazie, grazie. Grande Bertoncini, grande Berto. Raga, che dire, io vi saluto, vi do un abbraccio, un baciotto, siete meravigliosi. Ci risentiamo presto per una live, sarà chiaramente quella dello zoccolo duro, di riportare il Venezia in A e cercare di svegliarci un attimo. E niente, fioi, vi ringrazio anche per gli aiuti che mi avete dato sia in partita che per i loghi e tutto. Un abbracciotto dal Cume e vi lascio con questa ultima perla. Eyman. Oh Eyman. Ma lo sai perché ho cantato il tararara rararara? Perché con te è sempre Natale. Tararara rararara rararara rararara. Viva, viva, viva Eyman.